Buongiorno, giovedì 11 maggio, vediamo l'edicola della provincia di Treviso, partendo dalla tribuna di Treviso, una stanza per 450 euro, la protesta degli studenti. Questa è una notizia che un po' in tutto il Veneto, il caro affitti tocca anche gli iscritti alle università trevigiane, fuori sede sono centinaia, le singole quotate da 370 euro in su. Servono case per ragazzi. Vanno all'asta le super auto sequestrate al manager NFT. Questa è una notizia di spalla, ma nella fotonotizia la Dunata ricorda le vittime alpine del terremoto, il superstite. Ho visto morire 11 ragazzi trevigiani. C'è la Dunata degli alpini a Udine e se ne parla un po' in tutto il Veneto. Motta di Livenza al voto, candidati uniti, la caserma dei pompieri deve restare. Si è parlato molto anche da noi a TG Plus speciale elezioni anche di Motta di Livenza. Andiamo sul Gazzettino invece a vedere che cosa dice. Il Veneto stringe i tempi, visite mediche più brevi, la notizia in alto, ma vediamo Francia e Spagna contro l'Italia, Parigi attacca sui migranti, Madrid sul lavoro, Meloni regolano i loro conti interni. E Tajani dice inaccettabile. Parte il treno che vola a 1223 km orari. Questa è una notizia che troveremo anche in altri giornali. Poi in alto si parla anche della vittoria dell'Inter ieri sera. Altre cose che troviamo, vedete che il Corriere del Veneto apre con questo treno ipersonico, il primo appalto da cave a 4 milioni a Welberg e Leonardo per studiare la fattibilità. Zaia dice avvincente. Sappiamo che il nostro presidente della regione è sempre molto affascinato da questo tipo di soluzioni, da questo tipo di infrastrutture. Affitti alle stelle, la protesta delle tende arriva a Padova. Vedete che anche qui c'è la stessa notizia e la stessa foto che troviamo anche su altri giornali, in vendita ai palazzi Grandenigo e Ziani sotto, e c'è la foto di Virginia Fusterberg trovata morta in un albergo. Liste d'attesa sospese, oltre 200.000 visite. Questa è un'altra notizia che ritroviamo anche in altri giornali e anche sul Corriere del Veneto. Andiamo a vedere a Treviso invece per TG Plus, caduta a giro per Vendrame, domani decide se ripartire, fuoco fuochino l'evento dedicato al legno come energia rinnovabile. E poi si parla ancora di altre notizie che abbiamo visto anche ieri. Noi intanto per la provincia di Treviso la nostra edicola di questa mattina termina qui.